Assessore Taddeo, primo incontro esplorativo con le compagnie teatrali presenti sul territorio, la riapertura del teatro comporta anche poi la vivibilità di questo teatro? Sì, oggi abbiamo fatto un primo incontro con tutte le compagnie locali per ascoltare le loro istanze e per presentare anche a loro, così come stiamo presentando a voi, il preview della stagione del Teatro Re Grillo 2024-2025. Il manifesto, che sarà la locandina che girerà per i social e per i network, ci porta a un primo blocco di spettacoli molto corposo che arriva fino a marzo, dove la prima serie di spettacoli è il ciclo dedicato a Rosa Ballistreri, la seconda edizione del Cantarò, dove ci saranno spettacoli importanti. Partirà il 27 di settembre e già il 27 di settembre ci sarà la prima chicca con la presentazione dell'ultimo inedito di Rosa Ballistreri, ad opera di Cesare Roleggio e la sua compagnia. All'interno ci saranno grandi artisti che hanno portato la voce di Rosa Ballistreri, la storia di Rosa Ballistreri in giro per l'Italia, da Deborah Troi a Giusy Schilirò a Ibla. Non vorrei dimenticare qualcuno, lo vedrete nel manifesto, e ci sarà la presenza significante di Donatella Finocchiaro, in questo momento impegnata sulla RAI con I Leoni di Sicilia, ma non solo, insomma un'attrice di livello internazionale, che ci onorerà della sua presenza con il suo spettacolo Rosa canta e conta. La seconda parte del tabellone è dedicata invece agli spettacoli che comprendono spettacoli di compagnie locali, ma spettacoli di compagnie di fuori. Ci sarà uno spettacolo dedicato a Verga molto importante e uno spettacolo Pensaci Giacomino di Luigi Pirandello con Pippo Pattavina.